Andiamo a far visita a quella che è una sorpresa, ma una sorpresa camuffata di questo campionato per investimenti, per qualità di roster, per qualità di allenatore. Una squadra che in questo momento è una squadra che produce un basket di alta qualità, testimoniato dalla posizione in classifica, una squadra che ha nella fisicità l'arma migliore, una fisicità che usa in maniera ossessiva sia in attacco che in difesa, una squadra che ha tante frecce al proprio arco, una squadra che merita di essere dove è. Contro una Dinamo che invece tra alti e bassi sta cercando ancora la sua dimensione, coach. Sì, una Dinamo che ha fatto un buon periodo, ha fatto un ottimo periodo con partite importanti anche in trasferta, una Dinamo che ha fatto una partita appena sotto la sufficienza nella sua globalità martedì in Francia, una Dinamo che deve innanzitutto trovare una continuità di rendimento all'interno della partita. Questo penso sia l'obiettivo principale in questo momento. Trapani sarà sicuramente un bel banco di prova sotto questo punto di vista. È una Dinamo che comunque sta cercando ancora delle certezze in alcuni reparti, perché tante partite sono state perse giusto sul filo di lana, molte volte i vantaggi sono stati, come posso dire, sciupati per poca concentrazione, tutte cose che insomma voi cercate di correggere in corso d'opera durante la settimana di allenamento. Ma sai, ora quando si perde poi dopo è chiaro che l'immagine che resta è quella del finale, però magari a volte succede che le partite vengono perse prima e poi magari recuperando arrivi col fiatone e non riesci a avere la lucidità giusta, quindi starei così focalizzato su quello che dicevamo prima, trovare continuità di rendimento alla fine nella continuità della partita. Poi il campionato fino ad oggi ci ha dimostrato che abbiamo giocatori che nelle condizioni giuste hanno i numeri per farci vincere le partite con giocate individuali.